Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Riaperto il caso di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana precipitata dal terzo piano del suo appartamento di Vienna. Per la procura austriaca si era trattato di suicidio. Per gli avvocati di famiglia sono troppi i lati oscuri su alcune testimonianze. Donne vittime di stalking e violenza nel Nisseno. A Riesi un uomo abusato dell'ex e filmato tutto. A Gela un 56enne ha distrutto la casa dell'ex compagna. Enna ha chiesto il rito abbreviato nel processo per falsa testimonianza contro il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e il suo vicario. Sono accusati di aver mentito nel procedimento sull'ex sacerdote Rugolo, condannato per abusi sui minori. Torna il treno tra Catania e Palermo. Dal 2 novembre in 2 ore e 57 minuti si potranno raggiungere le due città, confermata anche all'aeroporto Fontanarossa. Attivato oggi il doppio binario sulla tratta Bicocca-Catena Nuova. I bronzi sono siciliani. Dopo i testimoni che parlano di un recupero nelle acque dell'isola, la conferma arriva dalla scienza, con lo studio di un team di ricercatori di 6 università. Calcio pesante e batosta per il Palermo al Barbera. Il Monza vince 3-0, manda in crisi i rosanero che scivolano al quinto posto in classifica. Serie C, il Catania cerca di conferme dopo le vittorie contro Salernitana e Benevento. Venerdì sera rossazzurri in campo a Caserta. La gara in diretta è in chiaro su Telecolor, collegamenti a partire dalle 19:30. 3 serate di grande futsal alle 20:30 al Pala Catania, la meta in cerca della qualificazione nella prima partita della Champions League di calcio a 5, la diretta su Telecolor. Ben trovati, è stato riaperto dalle due procure, quella italiana e quella di Vienna, quindi quella austriaca, il caso di Aurora Maniscalco. Ricordiamo la giovane hostess palermitana precipitata dal terzo piano del suo appartamento proprio a Vienna. Al tempo la procura austriaca aveva parlato di suicidio. Gli avvocati di famiglia invece hanno presentato istanza perché, a loro dire, ci sono troppi lati oscuri da chiarire. Simona Mazzone. Sono state riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni precipitata nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi dal terzo piano dell'appartamento di Vienna che condivideva col fidanzato Elio Bargione. Il legale della sua famiglia, Alberto Raffadale, insieme al collega Andrea Longo del Foro di Vienna, ha presentato istanza perché, ha spiegato al nostro TG raggiunto telefonicamente, ci sono ancora troppi lati oscuri in questa vicenda. A partire dalle testimonianze rese da 2 donne agli stessi avvocati che non coincidono con quanto riferito dalla polizia austriaca. Secondo le autorità del luogo, le 2 testimoni avrebbero visto la ragazza volare dall'appartamento, mentre ai legali entrambe hanno confermato per iscritto versioni diverse. Una soltanto ha detto di avere visto una donna cadere giù e non dalla parte della testa. Secondo l'avvocato Raffadale, la cosa importante è dimostrare la dinamica della caduta che ha provocato la morte della ragazza, viste anche le incongruenze fornite da Bargione, oltre a quelle delle testimoni. La madre della ragazza continua a ripetere di avere cercato in ogni modo di dirle che Elio era una persona pericolosa, che non mi convinceva, sono le sue parole. Lei però si arrabbiava e non voleva ascoltarmi, mi diceva che non era un violento, lei non lo capiva, un giorno ho visto un livido su un suo braccio, poi un morso sulla gamba, spiega ancora. Intanto sulla strada dove si trova l'appartamento a Vienna campeggia la scritta Stop femminicidio. E adesso 2 storie di stalking e abusi che arrivano dalla provincia di Caltanissetta. Una arriva da Riesi, dove un uomo ha violentato la propria ex e filmato gli abusi, e l'altra invece arriva da Gela. Ma ci spiega tutto Rita Cinardi.
Non si rassegnava alla fine della storia con la sua ex e così, dopo aver assillato la donna chiedendole continuamente di vedersi per un incontro chiarificatore, alla fine ha anche abusato di lei. L'uomo, un 36enne di Riesi, ha raggiunto la vittima nella sua abitazione e dopo averla aggredita l'ha costretta a subire atti sessuali che avrebbe anche ripreso con il proprio cellulare. Il GIP, sulla base dei racconti e delle denunce della donna, vittima ormai da tempo di una vera e propria persecuzione spesso sfociata in violenza, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L'uomo, arrestato dai carabinieri, è stato condotto in carcere. E sempre in tema di stalking e maltrattamenti, a Gela la polizia ha disposto il braccialetto elettronico per un 56enne che ha continuato a perseguitare l'ex fino a devastarle casa. L'uomo qualche tempo fa si era presentato nell'abitazione della donna e dopo averla spinta si era introdotto all'interno distruggendo mobili e suppellettili. La vittima, picchiata a sua volta, era stata condotta in pronto soccorso. In un'occasione la donna aveva denunciato di aver trovato il cognome dell'uomo affisso nella cassetta della posta al posto del suo. Domenica scorsa la vittima ha chiamato il 112 segnalando l'ennesimo tentativo di avvicinamento da parte dell'ex. I poliziotti hanno fermato l'uomo a bordo della propria auto dove teneva nascosti una mazza da baseball, un bastone e un coltello a serramanico. A Palermo, mafia, droga e scommesse. 5 nuovi arresti del blitz Grande Inverno che a febbraio aveva portato in carcere 181 affiliati ai mandamenti di Porta Nuova e Bagheria. Lucy Lazzara. Estorsione aggravata, traffico illecito di sostanze, stupefacenti e gioco d'azzardo. C'è tutto questo nel blitz antimafia di Palermo Grande Inverno che allunga la lista degli arrestati. 5 i nuovi fermati affiliati al mandamento di Porta Nuova. La Procura della Repubblica voleva arrestarli a febbraio quando è scattato il blitz, ma il giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta. Da qui il ricorso della Procura accolto dal Tribunale del Riesame con i nuovi provvedimenti cautelari che riguardano il filone investigativo di Porta Nuova. Nella maxi operazione dei carabinieri erano finite in carcere 181 persone dei mandamenti di San Lorenzo, Bagheria, Pagliarelli e Tommaso Natale. I clan tenevano sotto scacco i quartieri, imponendo il pizzo e gestendo le piazze di spaccio. Gli investigatori parlano di modalità mafiose nell'imporre il potere anche nella raccolta illecita di scommesse clandestine. Una rete nera che soffocava l'economia legale, facendo prosperare invece le casse dei mandamenti mafiosi. Adesso andiamo ad Enna, dove oggi si è aperto il processo per falsa testimonianza contro il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e contro il vicario giudiziale Don Vincenzo Murgano. Entrambi sono accusati di avere mentito nel procedimento sull'ex sacerdote Rugolo, lo ricordiamo, condannato per abusi sui minori. Oggi in aula la richiesta di rito abbreviato e le prime schermaglie sulle parti civili. Gerry Italia. Massiccia la presenza delle forze dell'ordine questa mattina davanti al Tribunale di Enna, dove si è aperto il processo che vede imputati il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e il suo vicario giudiziale Don Vincenzo Murgano, parroco della Chiesa Madre di Enna. I due sono accusati di falsa testimonianza nel processo all'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, oggi ridotto allo stato laicale e condannato per violenza sessuale su minori, 4 anni e mezzo in primo grado, 3 ridotti in appello. In aula il nuovo legale del vescovo, l'avvocato Pier Francesco Bruno del Foro di Roma, ha presentato istanza per il rito abbreviato, mentre la difesa di Murgano ha annunciato che farà la stessa richiesta nella prossima udienza. Gli avvocati degli imputati hanno inoltre chiesto di inserire il Ministero della Giustizia tra le parti offese. Oggi infatti si è trattato di un'udienza predibattimentale incentrata proprio sulle costituzioni di parte civile, tra cui quella di Antonio Messina, l'archeologo ennese la cui denuncia ha dato origine all'inchiesta. Questo risponde all'esigenza di giustizia, alla ricerca della verità e della giustizia, affinché anche il vescovo Rosario Gisana e Monsignor Vincenzo Murgano rispondano delle loro responsabilità, delle coperture dei reati e degli abusi di Giuseppe Rugolo, che hanno anche tentato di coprirlo in aula con le loro false dichiarazioni. Secondo la procura di Enna, il vescovo Gisana avrebbe mentito su incontri e presunte offerte di denaro alla famiglia Messina per mettere a tacere la vicenda e avrebbe persino consegnato a Rugolo una copia della denuncia ecclesiastica presentata dai genitori del giovane, poi ritrovata nel computer del sacerdote. Il vicario Murgano invece avrebbe negato di aver dato assistenza legale a Rugolo, ma una registrazione acquisita agli atti lo smentirebbe. La prossima udienza è fissata per il 19 novembre, quando il giudice Marco Strano dovrà decidere sull'ammissibilità delle parti civili e sulle richieste delle difese.
Ad Acireale, siamo nel catanese, è denunciato un rapinatore che ha rubato l'incasso del pedaggio del parcheggio nell'ospedale Santa Marta e Santa Venera. Ad incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza. Giusila Zara. I carabinieri di Acireale hanno denunciato un pregiudicato 39enne per furto aggravato. In queste immagini delle telecamere della videosorveglianza si vede il rapinatore che a luglio entra nell'ufficio della cooperativa che si occupa del pedaggio per la sosta delle autovetture nell'ospedale Santa Marta e Santa Venere di Acireale. I carabinieri, intervenuti dopo la denuncia del responsabile del servizio, hanno ricostruito la dinamica. Il ladro era arrivato in auto e aveva aperto la porta d'ingresso con la sua chiave. Lo si vede dirigersi direttamente, rovistare dentro l'armadietto e portare via 1.380 euro in monete da 20 centesimi, sfruttando il momentaneo blocco del sistema antifurto. I carabinieri, analizzate le immagini, hanno riconosciuto il pregiudicato, ancora camuffato da un cappellino con visiera. Si indaga per accertare eventuali presenze di altri complici. E adesso cambiamo decisamente pagina, avanzano i progetti di ferrovie in Sicilia. Dal 2 novembre Catania e Palermo saranno nuovamente collegate con il treno oggi attivato, il doppio binario sulla tratta Bicocca-Catena Nuova. Lorena Dolci. Torna il treno tra Catania e Palermo. A partire dal prossimo 2 novembre, in 2 ore e 57 minuti, si potranno raggiungere le due città, confermata anche all'aeroporto Fontanarossa. Il progetto della nuova linea Palermo-Catania, per un totale di 179 km, di cui 128 in galleria, prevede il doppio binario fra Bicocca-Catena Nuova, già realizzato. Oggi il viaggio inaugurale di questa tratta. Il treno partito dalla stazione di Catania-Fontanarossa con i vertici di Ferrovie e Autorità. Una giornata importantissima, fa parte di quel piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture, è una tappa che segna un punto concreto della alta media velocità sulle linee ferroviarie della nostra regione. Il nuovo itinerario rientra in uno dei 10 progetti strategici in corso di attuazione da Rete Ferroviaria Italiana. Una nuova linea a doppio binario di 38 km è un investimento complessivo di oltre 600 milioni di euro, più di 500 le ditte appaltatrici coinvolte. La nuova linea comprende tra l'altro la realizzazione di 17 viadotti ferroviari che hanno permesso l'eliminazione dei 14 passaggi a livello esistenti. Adeguate anche le stazioni di Catania Bicocca, Motta Sant'Anastasia, Sferro e Catena Nuova e installate tutte le più recenti tecnologie legate alla gestione del traffico ferroviario. Sulla Catania Messina invece sono in corso i lavori di doppio binario fra Giampilieri e Fiumefreddo per una lunghezza complessiva di circa 42 chilometri. E si parlerà anche di questo momento decisamente importante all'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su questa rete dopo il telegiornale alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele potrete scrivere un messaggio di testo al nostro numero WhatsApp 342 7455005 oppure potrete anche inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo alle 14:30 in diretta su Telecolor ma anche in streaming su siciliaweb.it. E siamo arrivati all'ultimo capitolo dell'inchiesta di Lorena Dolci sui bronzi di Riace. Bene, arriva dai ricercatori di 6 università la conferma che sono siciliani. Sentiamo. I bronzi erano stati pescati a Brucoli. Quante statue ha visto lei? Allora, fino a 3 le ho contate. Adesso la conferma dell'origine siciliana dei bronzi di Riace arriva anche dalla scienza. Un team di 15 ricercatori di 6 università, tra cui Catania e Ferrara, ha pubblicato in questi giorni i risultati di un anno di lavoro. A oltre 50 anni dal ritrovamento in Calabria si comincia a delineare uno scenario molto diverso da quello ufficiale, che porta direttamente in Sicilia, nella baia di Brucoli. Una delle prove è in questo campione di argilla prelevato ai Pantanelli, alla foce dei fiumi Ciane e Anapo. Uno in particolare, che è questo che abbiamo qui davanti, mostra una somiglianza geochimica veramente sorprendente con il campione US 2227, che è il campione utilizzato per assemblare il braccio del bronzo A e al resto del corpo. Quindi questo significa che i bronzi sono stati installati a Siracusa.
Da questo dato, su input del dottor Anselmo Madeddu, autore di un libro Verità sui bronzi, vengono avviate tutta una serie di indagini multidisciplinari. E tutte hanno confermato la stessa cosa. Questi bronzi provengono da profondità elevate, quindi non 7-8 metri, da zone in cui mancava completamente l'ossigeno, quindi di elevata profondità. Le concrezioni sono compatibili con elevata profondità. L'assemblaggio, come ho già detto prima, è stato prodotto a Siracusa. E infine, questi bronzi non possono essere rimasti a una profondità così bassa per 2000 anni, perché il moto ondoso a questa profondità è così intenso che avrebbe interamente distrutto questi bronzi. Fondamentale lo studio dello stato di conservazione delle due statue. Queste incrostazioni sono formate da invertebrati marini, le cui specie sono compatibili con profondità elevate, non così superficiali come quelle dei fondali di Riace. Ma che abbia maneggiato, trafficato e forse rivenduto capolavori di rara bellezza, questo la scienza non lo può spiegare. Da una ricerca sui bronzi di Riace a uno studio decisamente diverso, siamo nel campo della politica regionale, dove un deputato dei 5 Stelle ha passato ai raggi X tutte le somme devolute dalla regione ai comuni in questa legislatura, con enormi sperequazioni a suo dire che saltano agli occhi. Luca Ciliberti. Quasi 1,5 milioni di euro al comune di Santa Domenica Vittoria, piccolo centro sui Nebrodi di poco più di 850 abitanti. Mazzarà Sant'Andrea, con 1400 abitanti e la discarica nel suo territorio, racimola poco meno di 2 milioni di euro. La piccola Maletto, poi 2500 abitanti sull'Etna, incassa più soldi di Catania e Trapani. Il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica ha passato ai raggi X tutte le risorse regionali assegnate direttamente ai 391 comuni dell'isola, dal minuscolo comune di Roccafiorita con 173 abitanti al comune capoluogo di regione Palermo, per mettere in risalto le discrepanze generate dal metodo di attribuzione delle risorse economiche adottato durante la legislatura Schifani. Non si comprende ad esempio come al piccolo comune di Aidone, nell'Ennese, poco più di 4.000 abitanti, siano arrivati 1.700.000 euro. A San Cono, nel Catanese, 2.400 abitanti, oltre 1,5 milioni di euro. E come detto, a Santa Domenica Vittoria, comune del Messinese poco più affollato di un super condominio, quasi 1,5 milioni di euro, praticamente 1.700 euro per ciascuno dei suoi 851 abitanti. Noi abbiamo presentato un disegno di legge a mia prima firma che invece prevede l'attribuzione di risorse a tutti i comuni siciliani in base alla fascia di popolazione, al fine di realizzare interventi di tipo infrastrutturale. Spicca tra i 39 comuni della fascia da 20.000 a 50.000 abitanti il misero dato di Alcamo, che nonostante i quasi 45.000 abitanti ha ottenuto, pensate, solo 141.000 euro in 3 anni. Evidentemente la povera Alcamo non ha santi in paradiso, pardon, all'Ars. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco perché vi parleremo di Halloween. Mancano 2 giorni a questa festa sempre più amata anche in Italia. Siamo tornati in studio. Tra travestimenti virali e make-up da brivido, Halloween conquista anche l'Italia. In Sicilia ci pensa l'influencer palermitano Alessio Rubino ad ironizzare sulla festa, ma l'Associazione Internazionale Esorcisti mette in guardia: dietro le zucche si nasconde l'ombra del male. Eva Spampinato. Travestimenti ironici, video virali e make-up spettacolari. Anche quest'anno Halloween invade i social e le piazze italiane. Dolcetto scherzetto. Su Instagram spopolano i video comici come quelli di Alessio Rubino, creator palermitano che diverte il suo pubblico, oltre 1 milione di follower su Instagram, con il confronto ironico tra Dio e Lucifero. Io in realtà avevo fatto la festa dei morti, mi spieghi che cos'è sta novità? Dalle critiche iniziali riguardo ad una festa pagana che va contro lo spirito della nostra festa dei morti, all'integrazione con la nostra cultura pop. Le forze oscure camminano per il mondo seminando caos e disperazione. E chiedono caramelle. Dolcetto scherzetto piace a grandi e piccoli e i giovani aspettano la notte del 31 ottobre per trascorrerla fuori dalle righe. Dai sfogo alla creatività creando costumi elaborati e scenici. Lucifero,
La verità. Le ragazze usano la scusa di Halloween per vestirsi da zoccole senza sentirsi giudicate. Ma non tutti la considerano una celebrazione innocente. L'Associazione Internazionale Esorcisti lancia un duro avvertimento. Volete che i vostri figli abbiano incubi o siano esposti alla stregoneria? Ma io non credo che sia questo, credo che sia l'educazione che ricevono tutti i giorni a formare i figli. Poi se vogliono festeggiare una festa, vogliono fare una festa divertente, non c'è nulla di male, ecco. Halloween dunque continua a dividere tra chi la vive come un gioco e chi invece ci vede qualcosa di molto più oscuro. E adesso un saluto, il saluto a James Senese, il grande sassofonista, simbolo della musica napoletana contemporanea, si è spento oggi a 80 anni, anche da parte nostra, un omaggio che rende in questo servizio Desiree Ferlito. La musica italiana perde oggi un suo illustrissimo figlio. James Senese, 80 anni, sassofonista, cantante e compositore, simbolo della musica napoletana contemporanea. Da un mese era ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli per una grave polmonite che ne aveva aggravato le condizioni di salute già precarie. Il suo sax ha attraversato decenni di musica italiana e internazionale, fondendo jazz, funk, soul e tradizione partenopea. Musicista storico di Pino Daniele, amico e moltissimo di più. A dare l'annuncio l'amico fraterno Enzo Avitabile, che sui social l'ha ricordato così: non bastano parole per un dolore così grande, ma solo un grazie. Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico, per sempre. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. E siamo al calcio, iniziamo con il Palermo, batosta davvero pesante al Barbera ieri sera, il Monza ha vinto 3-0 mandando così in crisi i rosanero. Marco Gullà. Sconfitto, dominato e adesso anche in piena crisi. Al Barbera il Monza passeggia 3-0 al Palermo e prestazione imbarazzante dei rosanero alla seconda sconfitta consecutiva, un solo punto in 3 partite. Una partita che il Monza ha vinto giocando con praticità e sfruttando le lacune difensive dei siciliani. Si sente come l'assenza di un giocatore come Bani. Il Palermo infatti presta il fianco agli avversari che, oltre ad avere giocato meglio, hanno segnato sempre nei momenti topici della gara. Inzaghi cambia assetto tattico 3-5-2, ma la sostanza non cambia. Il Palermo ha poco gioco e non riesce quasi mai a creare nitide occasioni da gol. E dire che sono proprio i rosanero a sfiorare il gol con Poyampalo, cross deviato e palla che per poco non beffa il portiere del Monza. Solo un'illusione. La squadra di bianco inizia a giocare a calcio e nelle ripartenze, soprattutto Corazzi, diventa devastante. Leguaron e Poyampalo non dialogano. A centrocampo manca il fosforo. 35esimo, grandissimo parata di Joronen su Obiang e il trailer al gol che arriva 4 minuti dopo. Dani Mota scappa via e trafigge Joronen che non esce. 0-1. Ripresa, lo spartito è sempre lo stesso. Il Palermo fatica tantissimo a creare gioco e allora al 50esimo Izzo sovrasta tutti e mette all'angolino la palla del 2-0. Scricchiola il Palermo, la manovra è frizzata, i cambi non danno l'esito sperato. Il Monza in contropiede sfiora il gol, Brunori sbaglia la rete della speranza e allora all'ultimo minuto arriva anche il terzo gol con Azzi. Palermo stordito, sconfitta che fa male, rosanero che scivolano al quinto posto in classifica. Un Catania in cerca di conferme, venerdì giocherà sul campo della Casertana, la super sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla nostra rete con l'inizio dei collegamenti alle 19:30, il servizio.
2-0 alla Salernitana, 1-0 al Benevento. Vittorie importanti per la classifica, per il morale e soprattutto per l'autostima, con il Catania che adesso può pensare in grande, avendo messo sotto nel gioco e nel risultato due autorevoli concorrenti per la promozione in Serie B. Rossazzurri a -1 dalla vetta, assaporata per poche ore prima che la Salernitana non battesse di misura la Casertana nel posticipo domenicale, riprendendosi lo scettro del campionato. Ed è proprio la Casertana la prossima avversaria di un Catania che cerca conferme ed altri punti per stabilizzarsi nelle zone nobili della classifica. Si riparte da una certezza, dalla difesa, la migliore del girone C di Serie C con 5 gol al passivo su 11 incontri, nono clean sheet stagionale e reti ancora inviolate al Massimino che a sua volta fa registrare numeri da Serie A. È un Catania insomma che passo dopo passo sta costruendo qualcosa di importante, ma l'appetito viene mangiando e al Pinto di Caserta nell'anticipo di venerdì va in scena il big match della giornata che Telecolor trasmetterà in chiaro ed in esclusiva per un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati di fede rossazzurra. Oggi intanto alle 17:30 parola ai microfoni al tecnico toscano chiamato a gestire un piacevole problema, quello di frenare i facili entusiasmi e riportare tutti con i piedi per terra, perché la strada verso la Serie B è ancora lunga e piena di insidie. E parte questa sera il girone di qualificazione della Champions League di calcio a 5, si gioca al Pala Catania, con la Meta che cerca la qualificazione agli ottavi e vi ricordo che se avrete voglia di seguire questa gara potrete farlo perché la trasmetterà in diretta proprio Telecolor. Sentiamo Francesco Triolo. 3 giorni di grande futsal da stasera al Pala Catania. Scatta il main round della Champions League con la Meta Catania protagonista contro 3 fortissime formazioni con le quali si confronterà per qualificarsi agli ottavi di finale della più importante competizione europea. Stasera la squadra in Joarra affronterà i tedeschi del Welmindorf, domani i greci e l'AK Krug e sabato la sfida contro i finlandesi e l'AK. Si qualifica solo la prima del girone, servirà tutta la qualità della squadra rossazzurra ma anche motivazione e spinta del Pala Catania per centrare la qualificazione. Giocare in casa può essere una spinta e partire bene già dalla prima gara sarebbe fondamentale. La Meta può contare anche sull'esperienza dello scorso anno che ha aiutato tutto il gruppo a crescere e capire il livello delle partite della Champions League. Giocare in casa può essere un vantaggio ma poi per vincere il girone la parola passerà al campo. Calcio d'inizio fissata alle 20:30 e diretta su Telecolor con la telecronaca della partita di stasera e quelle di domani e domenica. Un altro sforzo della nostra testata al fianco dei colori rossazzurri e degli appassionati catanesi. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, vi lascio adesso all'appuntamento con il sindaco, il nostro direttore Michele Cucuzza condurrà come sempre questo atteso appuntamento per tutti i nostri telespettatori con il sindaco di Catania Enrico Trantino. Potrete continuare a inviare le vostre domande alla nostra messaggeria e anche alla nostra casella di posta elettronica. È tutto, Sicilia 24 tornerà alle 19.